Siamo qui con Michele Martello, portiere del Villafranca. Michele, ho visto i primi 10 minuti, un tiro a segno da parte del Belfiorese, dove comunque la difesa ha retto bene. Assolutamente, siamo stati molto bravi perché nel primo tempo avevamo il vento che tirava da un lato, quindi ogni volta che mettevano un cross dentro era sempre pericoloso. Siamo stati molto bravi noi a leggere le palle dentro, anticipare un po' il movimento e stare belli compatti. Quindi molto bravi. Riviviamo assieme a te la super parata su Ballarini a botta sicura in cui sei riuscito a salvare la porta. Mi pare che sia sempre stato un cross dentro e abbiamo rinviato un po', abbiamo cercato di rinviare, è rimasta lì, lui è andato dritto per dritto, io sono stato in piedi e all'ultimo ho tirato fuori la mano. Secondo tempo meglio il Villafranca, ricordiamo l'azione di avanzi da pochi metri, però non siete riusciti a portare a casa i 3 punti. Assolutamente, secondo tempo secondo me noi abbiamo fatto la nostra partita come sappiamo giocare di solito, l'abbiamo fatta al secondo tempo. Peccato che il secondo tempo avevamo il vento contro, perché secondo me col vento a favore il secondo tempo sarebbe stato diverso il risultato. Però sì, Michele, io ti faccio in bocca al lupo, testa mercoledì con la Vigontina che sarà un'altra battaglia. assolutamente. Grazie Germa. Ciao. Siamo qui con Federico Cristanini. Federico, è stata una battaglia oggi in questo campo. Sì, sì, è una vera battaglia con le condizioni che ormai da un paio di settimane ci sono in Veneto, è stata veramente dura, un punto guadagnato. Infatti, dopo un primo tempo in cui vi ho visto un po' in difficoltà, nel secondo avete preso in mano le redini del gioco, è mancato il gol. Però anche tu su quella fascia lì ti ho visto veramente dannarti l'anima. Sì, sì, in effetti ci troviamo molto bene, anche quando ci sono questi campi qua non ci facciamo scoraggiare, diamo sempre l'anima e insomma, peccato oggi per i gol, però insomma arriverà alle prossime partite. È un campionato appassionante, oggi il Cartigliano ha vinto, quindi è tornato a un punto. Mercoledì la Vigontina, che tipo di partita sarà? Sicuramente noi avremo solo un risultato a disposizione che sarà la vittoria, quindi ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo. E certo, le seguitrici sono lì, però insomma noi pensiamo a fare il nostro e a fare quello che dobbiamo fare. Bene, Federico, testa mercoledì e buona serata e complimenti comunque per la prestazione. Grazie altrettanto.